Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica La partita della settimana. Comincia il campionato, prima giornata di campionato. E io, come sempre, come ogni anno, ormai da due stagioni, da 3 stagioni praticamente, vi intrattengo ogni sabato con quella che sarà la partita della settimana. Lo dico a chi magari sta guardando il video per la prima volta o non mi conosce. Io analizzo ogni settimana una partita della giornata di campionato che si gioca, parlando di una analoga però di un campionato passato, cercando, lo dico in apertura, di rispettare o la giornata come in questo caso o più o meno il periodo, quindi di non parlare magari di una partita che si gioca a settembre e che in passato si è giocata, che ne so, ad aprile, per essere un pochino più ordinati, entrare un pochino anche nell'atmosfera del campionato. Lo so, è cambiato il campionato di calcio, è cambiata l'atmosfera, è cambiato davvero l'attesa anche che c'era di guardare le partite. Io lo vedo con me stesso. La prima giornata forse è quella che un pochino mi ispira un po' di più, molto meno del passato, ma tant'è, a casa mia si dice o te mangi sta minestra o ti butti dalla finestra. Io dalla finestra non mi butto e quindi vi parlo di Roma-Fiorentina. Come sempre, quando ho entrambe le maglie a disposizione, non faccio favoritismi, le metto qua tutte e due, si vedono gli stemmi di Roma e Fiorentina delle due maglie che ho, tra l'altro dovrebbero giocare così, la Roma in rosso e la Fiorentina in bianco, se Dio vuole, e io me ne metto un'altra neutra, addirittura estera, così non me la prendo con nessuno e non favorisco nessuno. Roma-Fiorentina, prima giornata, come nel 90-91, che è quello che andremo ad analizzare oggi, come nel 2004-2005 e come nel 2014-2015. Insomma, cari amici della Lega di Serie A, basta mettere Roma-Fiorentina alla prima giornata, ma aiuta a me però, basta. Parliamo del 9 settembre del 1990, tra l'altro anche numericamente molto particolare come numeri, ecco, come cifre, 090990, 9 settembre del 90, la prima Roma di Ottavio Bianchi contro la prima Fiorentina di Sebastião Lazzaroni. Fiorentina orfana di Roberto Baggio e la prima Fiorentina non solo di Lazzaroni ma anche di Mario Cecchigori, che è peraltro presente allo stadio Olimpico, non adesso ovviamente, in questa partita che vi vado a raccontare e ve lo farò vedere, ve lo mostrerò fra poco. È un trionfo della Roma che vince 4-0, segna Rudi Feller, gol bellissimo. Fate anche quello che faccio io prima di parlare delle partite, andatevele dopo il mio video, andatevi a rivedere anche il video della partita, così lo unite alle mie parole, dato che non posso mostrare video di altri canali, se no chiudono il mio. Roma-Fiorentina finisce 4-0, vi dicevo, segna Rudi Feller, gol bellissimo su assist di Desideri al 18esimo, raddoppio di Fausto Salzano al 40esimo, poi nella ripresa arriva la doppietta di Carnevale che segna sul rigore al 60esimo e su azione al 64esimo. La Roma non farà un grandissimo campionato, arriverà nona, ma attenzione, vincerà la Coppa Italia e sarà finalista di Coppa UEFA, perdente contro l'Inter. Secondo me un'ottima stagione. Ottavio Bianchi è stato spesso criticato a Roma, ma secondo me prima ad esempio dell'arrivo di Capello ha fatto disputare alla Roma il miglior campionato dagli anni 80 appunto poi all'inizio degli anni 2000. La Fiorentina invece arriverà 12esima e otterrà quello che più o meno si aspettava, ovvero una salvezza più o meno tranquilla, un campionato abbastanza anonimo, quello dei viola. Adesso vi faccio vedere dal famoso librone del Guerriero Sportivo, pesantissimo, che si sta pure distruggendo. Ecco qui Roma-Fiorentina con, vedete, Cecchigori insieme a Zeffirelli in tribuna. Ecco qui anche il gol di Föller riproposto con la vignetta, eccolo qui, e vi faccio vedere anche l'album del 90-91 con le due squadre. Questa è la Roma 90-91, guardate anche questa particolarità dei portieri, Zinetti nelle figurine e Luca Alidori, e poi invece inizialmente c'era Peruzzi, poi ci sarà Giovanni Cervone, quindi
vennero stravolte anche le gerarchie in porta. E questa è la Fiorentina, guardate il bellissimo scudetto, io lo adoravo questo scudetto della Fiorentina degli anni 80, questo fu l'ultimo anno, il 90-91, in cui la Fiorentina ebbe questo stemma, questo scudetto sulle maglie e sulle figurine. Questa è la partita della settimana, Roma-Fiorentina, vi dicevo, la Roma vinse 4-0, vedremo come andrà dopodomani, perché si gioca, sa Dio perché, lunedì sera. Ciao!